Amici bellini, è il giorno dopo e io insomma tra il lavoro ieri e il lavoro oggi, perché pure devo andare, il tempo stringe, quindi velocemente ci sono state le parole di Conte, ma ci sono state anche le parole di Simeone. Questa è una bella novità, di conferenza anche giocatore, quindi poi è successo il fatto di Neres, parliamone. Allora, diamo il benvenuto a Daniele Avolio, tra l'altro un nome a me caro, e a tutti i nuovi iscritti che si sono dispersi nella live, no, non si sono dispersi, sono arrivati, ma io mi disperdo nelle live fatte in esterna. Grazie per i like, lasciatene ancora, io voglio arrivare a 25.000 e poi chiudo, non lo chiedo più, per un motivo mio che sanno gli amici abbonati. Non chiederò più iscritti, chiederò solamente i like e ci arriviamo presto a 25.000, ci arriviamo prima del 2025, perché poi 2024 ce la possiamo fare. Allora, domani, perché la devo rivedere, non ho avuto il tempo, non c'è il tempo materiale, domani la riguardiamo, perché poi tatticamente, me lo stanno chiedendo parecchio, va vista questa partita, va capita, c'è una spaccatura tra la difesa un po' più bassa e il pressing in avanti, quindi si sta creando quella cosa di Pioli, il 5-0-5, insomma la squadra è un po' spaccata, quindi tatticamente ne dobbiamo parlare e ne parliamo domani nel pomeriggio. Vi faccio uscire l'analisi tattica e poi andiamo pure live, perché devo sentire bene le vostre sensazioni su questa partita. È bello far vedere, io ringrazio sempre Valerio che mi dà una mano tecnicamente a mettere tutte le cose, Umberto che mi fa i giocatori nuovi. Succede questo nel finale, bene o male, e ce lo dice anche Conte, quando poi si inserisce anche Simeone, se abbiamo due punte vere, con Neres da una parte e Kvara dall'altra, i due mediani, e praticamente tutto slitta un pochino verso destra senza Mazzocchi e abbiamo fondamentalmente la difesa a 4. Per questo la voglio vedere bene, però ce l'ha detto Conte in conferenza, che vediamo qua, ma più che altro vediamo Simeone in conferenza che dice un paio di cose importanti, al di là di quello che è stato la sua estate, perché la possibilità di andare via, poi ci fa sapere che Conte gli ha parlato, gli ha detto pensaci bene, quello che vuoi fare, io un po' di fiducia te la comunicherò, e lui l'ha acquisita questa fiducia e l'ha sentita sua con il tempo. Ecco perché poi Conte parla pure della questione del mercato aperto, che è un problema per tutti, è un problema per noi che cominciamo la stagione senza sapere qual è la squadra, figuratevi per gli allenatori che allenano gente che se ne va, oppure devono poi mettere in campo gente che non hanno allenato, quindi è veramente un problema e Conte fa bene a mettere luce su questa cosa. Chiudetelo un poco prima, potete aprirlo anche un poco prima e lo chiudete un poco prima, se volete 2 mesi e mezzo di calcio aprite, però chiudete prima perché altrimenti deve essere globale, non è che chiudiamo noi e la rabbia resta aperta e poi la barca torna sola, eccetera eccetera. Velocemente le parole di Simeone, che mi fa piacere sentire. Il mister chiede di compiere delle posizioni da fare, abbiamo dei compiti da fare dentro il campo, è molto preciso nelle posizioni, soprattutto degli attaccanti, al di là dei nomi. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, lui sempre vuole che il suo attaccante o i suoi numeri 10 stiano in una posizione strategica, no? Che lui sempre lo dice. Con Romelu ovviamente. Romelu poi lui dice giocheremo a PlayStation, perché sa che non sarà facile, cioè che non si partirà di base con un'idea a doppia punta, ma quando le situazioni scottano e nel finale devi recuperare può succedere, e questo piace perché poi dà un po' di imprevedibilità, dà il pepe sulla partita, perché poi ricordiamoci che è tutto calcio, è tutto un gioco, non dobbiamo essere troppo seriosi. Però questo passaggio di Simeone, fateli parlare i calciatori, che è capace che scopriamo delle cose in più sull'allenatore che magari l'allenatore non necessariamente ti dice. E io ricordo dei giocatori, non mi ricordo quale giocatore, parlando di Conte,
ci diceva nel momento in cui parte il passaggio, a seconda del linguaggio del corpo del giocatore che sta facendo partire il passaggio, quello che lo può ricevere fa un movimento rispetto a un altro. Insomma, se diamo un po' di tempo a Conte, perché è poco il tempo che ha avuto per lavorare, poi con giocatori che non ha, se gli diamo un po' di tempo e abbiamo la pazienza di aspettare, è capace anche che vediamo un calcio più codificato, vediamo un calcio anche più bello. Il calcio bello non è detto che è fatto di tutti i passaggetti, a me uno dei gesti tecnici che mi piace di più è il passaggio lungo, ma proprio lunghissimo, con la palla, quando metti la suola sotto la palla gira così e cade dall'altra parte sventagliata da un angolo all'altro e arriva presi. A me quello è un calcio che piace, perché è un gesto tecnico pazzesco. Però se vediamo dei movimenti codificati, vediamo i movimenti senza palla fatti apposta per la giocata che sta arrivando, guardate che ci possiamo veramente divertire. Poi il Napoli sta dimostrando effettivamente quello che ci ha detto Conte, cioè che possiamo essere una variabile impazzita che può dare fastidio, e ogni vittoria va esultata, ed è giusto che sia così, perché niente è scontato, ancora scorie da togliere. Se riusciamo a fare la terza partita, la terza vittoria consecutiva, io mi esalto piano piano, ci emozioniamo. Ho letto tutti i vostri commenti, era tempo che non vi emozionavate così anche allo stadio, molto molto bene. Poi andiamo nello specifico e capiamo delle cose. Poi Conte ci ha detto anche che insomma la squadra è questa, non si reintegra proprio niente. Tutti quelli che mi hanno chiesto, ma poi burocraticamente si può fare 2 giocatori, le liste, volete un video sulle liste? Si può cambiare la lista, 2 giocatori possono cambiare la lista, però significa che comunque tu devi cacciarne un altro. Allora vuoi decidere che prendi a Foloruscio e lo cacci, perché è possibile anche questo, nel momento in cui Foloruscio non viene portato manco in panchina. Noi non sappiamo, Conte non ce li vuole dire nel report dell'allenamento, nelle convocazioni, ci dobbiamo fare l'abitudine, e quindi quello è un altro. E Conte ha detto questa è la squadra, questa è la rosa, non si reintegra proprio nessuno, perché poi serve coerenza. Evidentemente lui ha scelto il gruppo con cui andare in guerra. Questi paragoni purtroppo fanno parte del nostro linguaggio quotidiano calcistico, e quindi ci va, e non per il bene, come vi ho detto l'altra volta, per il bene dello spogliatoio. Non si può reintegrare proprio niente, quella è storia del passato. Osimhen e Foloruscio è un po' diverso, perché aveva appena rinnovato, qualcosa è successo. Andate a vedere cosa sta succedendo a Milano con Leao e Theo Hernandez, sono cose da approfondire. Quindi non è 4-3-3, il Napoli deve giocare solo 4-3-3, non è così. Il calcio è fatto di sfumature, di rapporti, di tensioni, di come una società gestisce quando capisce che c'è qualcosa che non va, di rapporti tra i procuratori, gli agenti, le varie cose. Poi uno che è geloso di quell'altro perché uno ha avuto il rinnovo, l'altro lo meritava ma non l'ha avuto. Insomma, tutte queste cose che l'anno scorso sono state un pochino, perché Rongoni è il disastro del Napoli, tante altre cose oltre a Rongoni, oltre a Garcia. Quindi è bene che ci diano più informazioni possibili, che noi possiamo prendere e poi possiamo unire i puntini per cercare di capire qualcosa. Dopodiché il calcio è bello perché tutto cambia, perché se poi avesse segnato all'ultimo secondo quel Cristiano lì, e poi ho rivisto la cosa, Meret fa la parata distinto eccetera eccetera, ma dobbiamo segnalare Neres che si butta a dare fastidio, quindi la fase difensiva che Neres deve fare e la fa, parata di Meret, e poi c'è un colpo di destra di Lorenzo che poi va in angolo, che la stava mettendo nell'angolo lì. Tutti questi discorsi bellissimi di emozione se ne cadevano se fosse successo questo, quindi con calma. E quindi sottolineiamo anche questo di Neres, che purtroppo è stato vittima di una cosa inaccettabile. E io, più che sottolineare la cosa, perché sappiamo tutti quello che significa in generale una grande città, perché io mi sono trasferito da Napoli a New York, ho semplicemente allargato l'orizzonte, ma so che cosa significa una metropoli, e non adesso ci siamo esposti di nuovo alla cosa dove poteva accadere dovunque, e invece no, accade dovunque. È inutile fare finta di no, accade dovunque, perché accade ai calciatori di tutta Italia, a Milano, a Torino, nelle case, a volte in persona, ci ricordiamo Donnarumma, gli esempi sono innumerevoli e non c'è nemmeno bisogno di fare. Quello che mi piace sottolineare è che Neres nella
nella serata traumatica, perché poi con la moglie, l'orologio che se ne può, ma è il trauma dell'esperienza, che doveva essere una serata bellissima da protagonista e viene impattato così molto male, e spero che sia veramente un episodio casuale di criminalità casuale, o meglio che magari targettizza quello che sai che è ricco e che ha delle cose addosso, l'orologio. Beh, io spero, lasciamo perdere. Non posso proprio affrontarlo questo discorso, non ho gli strumenti per dire altre cose, assolutamente. Però io devo sottolineare la cosa bella, cioè che Neres si prende la briga di fare un post su Instagram dove chiede lui scusa ai tifosi che lo stavano aspettando fuori per salutarlo, e spiega praticamente tutto quello che è successo, eccetera, eccetera. Questa è una reazione da uomo sensibile e intelligente, perché avrebbe potuto poi andare in escandescenze. Abbiamo viste anche delle reazioni di mogli di calciatori, non esiste una foglia, quindi bene, vorrei sottolineare bene quello che è stata la prima reazione social di Neres. Se poi dopo una cosa del genere uno poi ci pensa e dice me ne voglio io, non posso stare così, e chi gli può dire niente? Questa è stata la mia prima reazione, cioè se succede una cosa del genere dopo una partita del genere, a me te ne vuoi andare, cara? Amore, te ne vuoi andare? Ce ne andiamo, cioè, rescissione, questo si fa. si può fare tutto nella vita, reintegriamo Simen. No, però voglio di questo è il problema, nel senso che si può arrivare a situazioni estreme, e invece mi è piaciuto assai quello che è stata la sua reazione social, proprio tantissimo. E dal mio piccolo, e l'ho letto da parte di tutti, Neres, tu non devi chiedere scusa proprio a nessuno, e nemmeno noi napoletani, perché mi viene distinto dire Neres scusaci, ma scusaci di che? Io non l'avrei mai fatto e tutta la mia community non avrebbe mai fatto. Stiamo parlando di criminalissimi, quindi chiedere scusa a noi per i criminali, che è una cosa che ogni tanto ci viene distinto per dire che c'è parte della nostra realtà che noi però subiamo, non siamo parte attiva. Nemmeno mi sembra giusto che dobbiamo chiedere scusa a noi, Neres. I criminali non chiedono scusa, i criminali devono andare in galera. non c'è un'altra soluzione, li devi trovare, devi andare in galera, con la cultura e con l'educazione, e piano piano con gli anni eccetera eccetera tu devi fare in modo che il criminale non si diventa situazioni difficili economiche, esempi che tu hai da bambino. È così che poi si fanno i soldi e mi posso comprare i vestiti, benissimo, faccio pure io così. È con la cosa, tu devi prevenire questo con la cultura, con l'educazione, con i posti di lavoro. Diventa un discorso sociale enorme che non possiamo risolvere qui, ma che devo chiedere scusa io a Neres no, e nemmeno che lui deve chiedere scusa ai tifosi. I tifosi capiscono, perché i tifosi sanno benissimo qual è la realtà dei. Quindi l'impatto di Meret ottimo, l'impatto di Meret, però stavo dicendo Neres, l'impatto di Neres, mi è venuto Meret perché lo merita anche Meret di stare in copertina per questa partita, ma domani facciamo l'analisi tattica, che poi anche il rigore che ha procurato Meret, tutta una serie di discorsi, di posizionamento, perché quel gol Conte se lo è segnato, perché gli abbiamo fatto fare troppo campo box to box a quelli del Parma, esponendoci poi al fallo da rigore. E quindi dobbiamo parlare. Però sto leggendo molta gente sfumacchiare sui social, tifosi delle altre squadre che sono andati parecchio in freve. Chi dice ma quello non era mai espulsione? Perché? Meret proprio basta l'intenzione del fallo, quello lo prende proprio come karate. Meret con Ronaldo, basta l'intenzione del fallo, fate silenzio e non fatemi riaprire la rubrica va rivista, perché poi siamo sempre noi in debito con gli altri e mai in credito. Non vi permettete proprio, perché poi diventiamo antipatici. E quindi faremo un pochino anche di approfondimento, perché poi va a segnare proprio Anghissà, che invece come partita va vista bene, va capita meglio l'impatto di Lukaku, mamma. E non pensate che quello avrebbe piegato le mani, secondo me, anche ad un portiere vero.
che Lukaku non è nuovo a queste cose, la sua potenza è quella, si gira, c'ha coordinazione sul filo del fuorigioco, si gira sul filo del fuorigioco da attaccante, vero? E fa quello che deve fare. Bello, dai, ci divertiamo, ci divertiremo, lasciate i like adesso e iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare a 25, dopodiché ci fermiamo perché più aumentano i numeri, più arrivano i sciem, e a me gli sciem non aggiungono niente alla discussione, al dibattito calcistico. Voi dovete e potete essere in disaccordo con me su tutto, tatticamente, su De Laurentiis, sull'allenatore, sui direttori sportivi, su tutto potete essere in disaccordo e ne parliamo volentieri. Ma se uno poi mi viene a dire che non la fa solo 12 minuti, adesso non la fai di 3 ore perché il Napoli ha vinto, così si scese proprio, si cretì, e là non ci posso fare niente, e questi qua non devono arrivare, o meglio non si iscrivono. Qualcuno continuerà a commentare, mi fa gioco, alle volte non devo rispondere, lo so che là vanno in freva veramente, se tu non rispondi vanno in freva veramente troppo, alle volte invece non ci riesco e devo rispondere. Da New York, Valerio Fluido è tutto, scappo perché devo andare a lavorare, ma domani live, video, cose varie, vi abbraccio, vi bacio e fate le cose vostre. Lasciare di una vita che non